Esatto, perché c'è la che fa la cacca di prima mattina. Porca troia. Sono distrutto. Sì, mi ha svegliato loro. Adesso il nostro step, è vero, devo trovare il supermercato e fare la spesa. Siamo senza, 300 metri per 2, 600 con le borse della spesa, vengo in bici. E buongiorno Italia, allora siccome è il venerdì santo, Pasqua ortodossa, adesso non ho capito cos'è che hanno qua, i supermercati sono tutti chiusi fino all'1 del pomeriggio, allora intanto ho scoperto diciamo due chiesette qua nella zona da visitare per passare un po' il tempo, adesso sono tipo le 11:30, no? Questa è la chiesa greco-ortodossa, aspetta che leggo, perché ha il nome difficile, Agios Elefteiros, vediamo se riusciamo a vederla, ci sono anche gli zingari qua fuori e controllano tutto. È strana, simpatica, strana. Stanno facendo messa? Sì, io devo far messa. Che forte. Purtroppo stanno facendo messa, io adesso non so che ora finiscono di far messa, perché era bello andare anche a vedere dentro, sai, su tutte quelle chiese con i finestroni colorati, un po' ancestrali, no? Ora qua la topa locale, di ciao topa locale. Panchina invece è una ex topa locale, perché vedi poi insomma con gli anni si trasformano, quindi sta attento insomma, ecco. Oh, per quello era anche una figonata, ma come fai a entrare? Guarda che bello. Guarda che lampadario, guarda. Tutto un po' antico, ancestrale, i fioriti che mi guarda, gli dice cosa fai sto singano qua, ma se pian fin fuori, guarda che roba. La comodità è andare via in bici ragazzo, posti ovunque, parcheggi ovunque. Guarda qua, proprio di fronte alla destination. Vedi anche questa chiesa è molto bella, molto tipica, solo che non ti posso dire il nome nel senso che è scritto sempre tutto in ostrogoto, è sempre una chiesa greco-ortodossa. Lo puoi senz'altro capire, che tega, ti c'aveva i timpani dai tipi di canti, no? Ding, dong. È che non so che ora finiscono messa per andare a visitare dentro, accidenti. L'altra era molto più particolare, diciamo, era un po' più antica, un po' più alla mano, questa è un po' più sull'elegantino. Guarda che lampadario, occhio, aspetta che vediamo se riusciamo a fare un pochino. Fuori alla chiesa è anche il rubinetto, te pare che non te lo puntino? Anche massa. Ok ragazzo, forse il mio desiderio si sta avverando. Allora, noi partiamo domani sera da Salonico per andare nelle spiagge. La temperatura si sta alzando notevolmente, io sono in maglietta a maniche corte. Quindi speriamo, perché io volevo fare il bagnetto, hai capito? Perché ci sono delle spiagge strafighe in Grecia e in Albania e quindi cazzo, quello anche che volevo fare. Sì, non era il motivo principale della girata, ovviamente no, il motivo principale della girata era vedere un po' di tutto, però cazzo, anche i bagnetti lì vuoi mettere, con tutto rispetto per Jesolo, Caorle e i posti nostri, insomma, ma... Arrivato ragazzo, arrivato. Beh, simpatico come parcheggio nel casino di Salonico, no? Di no. Te lo puntino adesso. Ho cercato di prendere più cose tipiche che potevo. Questa è la cioccolata. Il resto l'ho già messo via, vabbè, insomma, dai. Però per nulla economici qua, cioè non a livello della Francia ovviamente, che la roba costa più o meno il triplo, abbiamo visto nell'ultimo viaggio, no? Però 20% in più dei supermercati italiani, zappa. Una spesina del cacchio, che non durerà ovviamente neanche una settimana, 35,38 euro, senza aver preso cose costose, particolari, porca troia. Ma sì, quindi probabilmente è altro che 20%, anche un bel po' di più. Il ristorante di Singano, cioè che è più vista mare di qualsiasi locale vista mare, perché io sono qua proprio nella passeggiata, vedi qua fuori c'è il marciapiede e sotto c'è il mare. Certo non sono queste le spiaggette fighe che dobbiamo visitare, le visitiamo appunto, ti ho già detto, dopodomani. Che stanchezza ragazzo, ho fatto il Monaco con la bici giù per le discese qui a Salonico, cioè downhill con la mountain bike, bellissimo. E cosa sono quelle onde là? Guarda, ci sono delle onde anomale a destra del palo, poco a destra. È un branco tipo delfini, quelle cose lì. Sì, ma che roba. Sì, non so se te le vedi, ci sono tre cose grosse che sto notando ma non capisco cosa.
io non credo di essere una di quelle persone che si accontenta di poco, no? Però guarda che sto velando... Oddio, aspetta. Ventilatorino, ok. Sto ventilatorino che ho preso su Amazon, guarda che è alla velocità 1, c'è un caldo bestia e ti tiene un freschetto dentro in camper, in più ne ho due. Sì, vedi, questo sarebbe il mio preferito perché lo giri come vuoi in tutti i modi, in più ha la clip, cioè io me lo attacco dove voglio, no? Quindi vedi, a volte senza climatizzatori che ti fanno star male, hanno bisogno della colonnina della corrente, eccetera eccetera. Vedi a volte come si può ovviare, no, a questi problemi. Cioè ti crea proprio questa sensazione di benessere, di brezza leggera a velocità 1 di 3, proprio bene, bene veramente. Sì, oggi sì, in casa Zingano è una giornata veramente caliente e spero che sia così o ancora più caliente nei prossimi giorni, così faccio il bagno. Sì, lo so, te l'ho detto 20.000 volte. E oggi poteva essere anche un po' meno caliente perché oggi dobbiamo visitare il centro di Salonico. O c'è un caffè che viene su? È che vabbè, a volte nella vita devi fare dei sacrifici che dopo verranno ripagati, come ad esempio le carote grattugiate. Chi te lo fa fare di smerdare tutto ogni volta, a lavare 50.000 cose, ma vuoi mettere quanto buone sono? Io ci metto un filettino proprio di olio, un pizzichino di sale e aglio granulare sulle carote. Sì ragazzo, fidati, prova, stanno da Dio, ovviamente grattate strafine, perché sennò non le mangio, cioè non mi piacciono, sono assurdo, come assurda la mente umana, ma soprattutto quella di Zingano. Cioè Zingano non mangerebbe mai e poi mai una carota grattugiata grossa proprio a forza, ma grattugiata fina. Cos'è che ha fatto sto rumore? Ah, la moca, impazzisco. Moca, cazzo, anche te mi disturbi quando faccio le cose. Avrà voglia Giovanni di scoprire le bellezze culturali di questo bellissimo paese? Scopriamolo nella prossima puntata. O in questa? No, probabilmente in questa. Proprio guarda, oggi proprio... Ma che fate? Cosa? Sai adesso? C'ho proprio voglia di fare un cazzo. Bici, pedalare, hai voluto la bici, pedala. No, curati sto camper, cioè guarda Giovanni per capire la lunghezza. Che cazzo è 4 metri? Cioè guarda la bici di Giovanni. Che roba! È assurdo, è come una macchinetta questo, che roba! Knaus, c'è scritto Knaus, è roba tipo anni 90-95 ad occhio. Poi vedi lungo tutta la costa ci sono questi specie di monopattini elettrici non gratuiti, costano 10 euro l'ora. Praticamente devi scaricarti l'app, c'è un codice QR nel piccio e se hai pagato ti si attiva e funziona. Tu mi dirai potresti suonare uno su, no, sono GPS tracked tutti quanti, sono col rilevatore GPS. La pula in moto e si fa le vaschette, guarda. Appunti, magari è la primavera, no? Ci sono le ragazze che ti guardano, ti fanno i sorrisini, quindi probabilmente c'è anche un po' di fame, no? Qui in zona. Ragazze anche parecchio carine, no? Almeno percentualmente parlando. L'unico problema è che è arrivata anche qui la moda dei pantaloni a vita alta, solo che qui magari la calcano un pochino di più. Diciamo che hanno quella maglietta sì a livello tetta e dopo i pantaloni non proprio vita alta ma vita ascellare, no? Quindi ti sembra di vedere bene o male delle pere che camminano. In realtà non sono pere, sono ragazze. Se tu ti concentri molto, usi molto l'immaginazione, riesci a vedere che sotto a quel costume da pera c'è anche insomma un bel culetto, quindi insomma ecco, non sono messe male.